E se ci fosse una secessione tra nord e sud, cosa accadrebbe? Sempre più spesso sotto i miei video me lo chiedete, soprattutto quelli che riguardano l'autonomia differenziata. Ecco, proviamo a dare una risposta, non skippate, sarò particolarmente rapido. Facciamo però alcune premesse. La prima è che questo è un gioco, è una simulazione, non c'è nulla di reale che possa accadere. Una secessione è cosa quanto più lontano da quello che potrebbe accadere almeno da qui ai prossimi 20 anni. La seconda premessa è che non esiste alcuno studio scientifico che spiega quali potrebbero essere le conseguenze, quindi quello che vi dirò è semplicemente frutto del buon senso e della mia conoscenza dell'economia e della Costituzione italiana. Terza cosa, nella nostra ipotesi di secessione non importa se il centro va con il nord o diventa indipendente, noi parliamo della secessione del mezzogiorno. La prima cosa da vedere in caso di una secessione è capire come questa avverrebbe. Mi spiego bene, la Costituzione italiana non prevede l'ipotesi di secessione, quindi essa potrebbe accadere in due modi, con una lotta armata o con un accordo delle parti. Ora, a differenza di quello che si crede, una lotta armata è assolutamente poco probabile, perché in Italia i civili hanno pochissime armi, pertanto se ci fosse un'ipotesi di secessione armata, ovviamente, vincerebbe la parte con la quale si schierano l'esercito e le forze dell'ordine. Potrebbe arrivare invece con un accordo tra le regioni e l'ex governo centrale che si polverizzerebbe. Ora teniamo conto che il Sud conta circa 430 miliardi di euro di prodotto interno lordo, ovviamente una cifra molto più bassa rispetto al Nord che ha 1100 miliardi, mentre è un po' più alta di quello del centro che ha 410 miliardi di euro. Il grande problema è che tutta questa ricchezza non resterebbe nel mezzogiorno, per un motivo molto semplice, perché una parte della ricchezza prodotta a sud ha sede legale nel nord, quindi bisognerebbe capire le aziende se sarebbero avocate dal nord oppure il sud le bloccherebbe qui. Quindi possiamo dire che ci potrebbe essere una perdita di prodotto interno lordo, ovviamente difficile da stimare. Il secondo grande problema è la definizione di una banca centrale, poiché servirebbe una banca per sostenere la pubblica amministrazione. Il grande problema è che al sud non ci sono grandi banche. Quindi cosa accadrebbe? Anche in questo caso bisognerebbe nazionalizzare, quindi rendere meridionale una delle grandi banche che ha sedi distaccate nel mezzogiorno, oppure prendere qualche banca locale, regionale, e non ne sono molte, e farla diventare la banca centrale del mezzogiorno. Quindi capite bene che sulla questione banca centrale diventa un problema molto grosso, anche perché le riserve d'oro come sarebbero divise? Diviso 3, diviso il numero di abitanti, diviso il prodotto, la percentuale di prodotto interno lordo pro capite, insomma anche su questo poi bisognerebbe capire come si andrebbe a finire. Un altro grande problema è capire cosa accadrebbe con l'Europa. Tecnicamente noi potremmo restare all'interno dell'Europa sia il nord che il sud, o il nord, il centro e il sud. Per Bruxelles cambierebbe poco, parliamoci chiaro. Anzi, Bruxelles però dovrebbe rispondere a questa domanda. Converrebbe avere una regione economicamente arretrata come il sud all'interno dell'euro? Quindi resteremmo sicuramente all'interno dell'Unione Europea. Nell'euro ho forti dubbi, nel quale probabilmente potrebbe restare esclusivamente il nord, almeno nella fase iniziale, perché nella fase di secessione poi probabilmente si dovrebbe scontare anche una svalutazione della nuova moneta utilizzata per il mezzogiorno. Un altro grande problema sarebbe la pubblica amministrazione. Si utilizzerebbe ovviamente quella già presente in Italia, ma con quale criterio verrebbe assegnata al sud o al resto della penisola? Capite bene che su questi argomenti, insomma, non sarebbe affatto facile trovare una quadra e un punto d'incontro. Il sud dove prenderebbe le risorse? Ecco, questo è il problema più grande. Questo problema si inserisce nella questione del prodotto interno lordo, quindi credo che la via più rapida sarebbe quella di nazionalizzare le aziende che operano al mezzogiorno ma hanno sede legale al nord, ma ciò porterebbe sicuramente a uno scontro con l'altra parte. E ovviamente poi bisognerebbe capire, al di là delle risorse, quindi della tassazione che dovrebbe restare nel mezzogiorno, come dividere le forze dell'ordine e le forze armate. Quindi capite bene che l'idea di una secessione non è una cosa che la facciamo domani e la applichiamo. Anzitutto bisognerebbe strappare la Costituzione italiana, poi bisognerebbe sovvertire l'ordine esistente. Quindi capite bene che resta semplicemente una fantasia, però attenzione, perché
L'autonomia differenziata spinta potrebbe portare alle estreme conseguenze una situazione di reciproca insofferenza tra nord e sud. Ciao a tutti.